Grazie Presidente, io non mi esprimerò su questa legge, lo stiamo facendo da 2 anni e mezzo, quindi oggi c'è la conferma ennesima di una legge assolutamente assurda e lesiva degli interessi dei sardi. Per cui io devo dire che sono molto contenta che il Presidente Cappellacci sia oggi in Aula, anche perché mi dà l'opportunità di esporgli, se fosse un attimino un po' attento, di esporgli personalmente una lettera aperta, Presidente. Quindi sulla stampa ha circolato il rumor sulle sue dimissioni, quindi tutto questo è avvenuto a seguito dell'emendamento sul piano casa che è stato presentato dall'opposizione, come tutti sappiamo, e approvato con alcuni voti della sua maggioranza, con il quale si ribadisce che qualsiasi variazione al PPR debba passare necessariamente in Consiglio regionale per essere discusso. Quindi io trovo inopportuno e politicamente grave che lei, Presidente, minacci di dimettersi in quanto un deliberato del Consiglio regionale approvato non è di suo gradimento. Quindi lei, Presidente, ha dimostrato di non voler tener conto di un deliberato della massima assemblea dei sardi, manifestando con le sue minacce disprezzo verso il Consiglio regionale, che democraticamente ha manifestato la sua volontà sovrana. Quindi io credo che lei abbia proprio sbagliato a scambiare un problema di resa dei conti all'interno della sua maggioranza con un momento in cui si è espressa la sovranità dell'Aula. Presidente, le ragioni delle sue eventuali dimissioni vanno ricercate nella totale incoerenza fra le sue dichiarazioni programmatiche, piene di demagogia e di una sorta di sardità opportunistica, rivelatasi tale poi nel corso del tempo, e quello che poi è stato il suo operato politico e istituzionale. Quindi io, che le chiesi le dimissioni in tempi assolutamente non sospetti, le chiedo oggi di riflettere, e qualsiasi sia la sua libera scelta, anche se dovessi andare contro le mie aspettative, quindi di non dimettersi ora per affrontare subito il dramma economico-occupazionale, per dare risposta alle aspettative di migliaia di sardi che giovedì 10, come movimento delle partite IVA e i tartassati di Equitalia, e il giorno dopo, quindi venerdì 11, come sciopero generale per l'occupazione indetto dai sindacati. Questi sardi chiedono il diritto al lavoro, sia esso autonomo che dipendente, il diritto del popolo sardo a una prospettiva di sviluppo senza che il suo ambiente e il suo territorio vengano venduti e vilipesi per un pezzo di pane duro e un posto precario da mano ovale, quello che ogni tanto si prospetta perché non c'è altro. Quindi lo stesso sciopero della fame portato avanti da alcune donne sarde, a cui va tutta la nostra solidarietà. È certo che mi dispiace per Benamara, che si lamenta sempre, io lo ascolto con educazione, mi dispiace, Raduan, dai. Va bene, però puoi uscire dall'Aula, questo non è casa tua, questo è qualcos'altro, Benamara. Comunque lo sciopero della fame portato avanti da alcune donne sarde, a cui va tutta la nostra solidarietà. La petizione portata avanti da diversi movimenti popolari contro lo strozzinaggio di Equitalia si concretizza con la richiesta di applicazione dell'articolo 51 dello Statuto sardo, che recita: qualora la Giunta regionale constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato risulti manifestamente dannosa alla Sardegna, può chiederne la sospensione. Quindi può chiedere la sospensione al Governo della Repubblica che, verificata nella necessità e l'urgenza, può provvedervi ove occorra. Questo è sotto la norma dell'articolo 77 della Costituzione italiana. Quindi con ciò la Giunta regionale può difendere concretamente gli interessi economici del popolo sardo dalle angherie perpetuate dal governo italiano, che dimentica fra l'altro di essere debitore nei nostri confronti di circa 10 miliardi di euro per le sole entrate fiscali. Presidente, io le chiedo di dare una risposta certa. Certo che lei ha proprio il potere dell'ubiquità, essere dappertutto, anche col cellulare, se ascoltasse, a me farebbe piacere.
Comunque le chiedo in ogni caso, poi troverà le registrazioni, di dare una risposta certa, qualsiasi essa sia, a questa richiesta popolare, quindi formalizzata in Consiglio con un'interrogazione presentata nelle precedenti settimane e alla quale fa seguito una mozione da discutere in Aula, spero con urgenza. Quindi una volta data risposta a questa richiesta che viene da tutti i settori dell'economia sarda e che non può essere derogata pena la distruzione della nostra economia e delle nostre famiglie, faccia le riflessioni che meglio ritiene opportune e se vorrà dimettersi sicuramente la sua coscienza di Presidente sarà in pace, consapevole di aver adempiuto a un suo dovere istituzionale, ovvero l'attuazione dell'articolo 51 dello Statuto speciale della Sardegna. Presidente, io la invito a prendere un po' il coraggio a due mani e attui, prima di qualsiasi scelta voglia fare sul suo ruolo, l'articolo 51. Proclami lo stato di crisi, prenda in mano l'avvertenza delle entrate e sicuramente passerà agli annali della storia istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. Con ciò dimostrerà di voler difendere davvero in modo così libero gli interessi del popolo sardo e il suo popolo e il suo diritto a sopravvivere come popolo. Grazie. Presidente, per rispondere al collega Stocchino, che mi sembra un po' disinformato per quanto riguarda il rispetto degli equilibri della natura in Africa, vorrei dire che lì, quando si parla di perdita di rispetto per l'ambiente e per la natura, si parla di italianate, così siamo conosciuti, anche se siamo sardi. Comunque voto contro questa legge, che passa da una visione urbanistica moderna al cosiddetto standard tipico dell'urbanistica speculativa, che marcia a metri cubi su metri quadri. Quindi voto contro una legge che tutela solamente il metro cubo di cemento, declassando l'urbanistica moderna a semplici indici di estimo e di contabilità dei lavori. Se questa visione urbanistica può essere comprensibile per un normale capocantiere, questo chiaramente con tutto il rispetto per il suo ruolo, di certo è a dir poco indegna sia attribuita a una classe politica eletta dal popolo per legiferare. Questa vostra concezione ci riporta sicuramente indietro di almeno 50 anni, quando non si facevano i conti sull'importanza dell'ambiente e del territorio, in quanto erano considerati dei beni sicuramente inesauribili. Questa legge è l'escamotage per eliminare quindi ogni garanzia di conservazione e di tutela del territorio e dell'ambiente. Questa situazione di degrado politico-culturale, che è alla base dei danni ambientali, richiede il passaggio obbligatorio ad una nuova cultura della legalità, tesa a garantire maggiori controlli sul nostro habitat. Una riflessione generale non può non partire dal rapporto uomo-natura, relazione fortemente modificata da una cultura smaccatamente spacciata come sviluppo e progresso, come voi state facendo per tutto il tempo, quindi di fatto funzionale alle logiche di dominio dell'uomo sulla natura. L'inversione di tendenza con il ritorno ai vecchi modelli di società agricole, dove l'uomo era subordinato alla natura, con la quale conviveva in armonia, è oggi più che mai un'urgenza che ci metterà nella condizione non solo di limitare le catastrofi naturali, ma forse anche l'unica via che il futuro prossimo ci consentirà, di sopravvivere anche dal punto di vista alimentare e ambientale, cosa di cui poco si parla. Sento parlare pochissimo anche di sovranità alimentare. Forse è il caso di fare un'inversione di rotta anche nelle scelte politiche, incominciare a ragionare nei termini, più che di sviluppo e di PIL, di iniziare a ragionare su discorsi di decrescita. Grazie.